In questo video parliamo di somatizzazione, somatizzare il dolore, somatizzare l'ansia. Cosa vuol dire? Ti sarà stato detto più e più volte, ma dai, finiscila, passaci su, questi dolori sono tutti nella tua testa, non ci fare caso, no? Queste cose si dicono spesso tra parenti, amici, familiari. Il problema è che nessuno ti ha spiegato o ha spiegato a loro che questi dolori o queste ansie possono essere somatizzate in modo proprio fisiologico, cioè quindi non è un qualcosa che ti inventi. Molte persone mi dicono: Alessio, non è che sto diventando pazza e questi dolori li sto creando io con la mia testa. Guarda, in un certo senso no, e in un certo senso sì, li stai creando attraverso il tuo cervello, non la tua testa. Quindi questi dolori, queste ansie che continuano a rimuginare con senso di catastrofismo, iperallerta, overpreoccupazione, iperpreoccupazione, vanno proprio a creare delle allerte a livello del sistema nervoso. Ti voglio dire che non c'è una differenza nel cervello tra emozione negativa e dolore. Appunto si vanno a attivare le stesse aree del cervello sia in un dolore fisico che in un dolore emotivo. Quindi l'ansia e la preoccupazione, l'iperallerta può andare a creare tutta una serie di problematiche corporee. Quindi non solo di attacco di panico, non solo di ansia, ma proprio di anche dolori di stomaco, cervicalgia. Tutte queste cose sembrano disconnesse, ma non lo sono. Quindi andare dal magari da uno specialista allo stomaco, o magari da uno specialista che si occupa solo di cervicalgia, uno specialista che si occupa solo di mal di testa, non è la cosa forse migliore a mio parere, perché i problemi sono inerenti ad una radice sola che è il tuo sistema nervoso. Quindi questo è il primo passo, capire l'educazione, capire che poi il cervello può imparare a disattivare questi dolori, a disattivare queste cascate di allerta. Lo si può fare con tecniche di riprogrammazione del sistema nervoso. Se vai nel link in bio, nel link in descrizione, trovi differenti modi per farlo in autonomia. Questi video però dovrebbero darti il via partire, per partire verso una riprogrammazione del livello del sistema nervoso centrale, perché è assolutamente possibile.